Allora siamo qua con Marco Mugnaini, il portiere del Follonica. Allora innanzitutto i miei complimenti, una partita strepitosa, hai veramente preso di tutto. Secondo me nel primo tempo, dopo la doccia fredda che avete dato al Breganze con il 2-0, il Breganze era salito, poteva riavvicinarsi, però davvero una tua super prestazione nel primo tempo, ho visto, hai tenuto a gara la tua squadra. Poi nel secondo tempo più livellato, però diciamo che anche Breganze è riuscito a dire la sua. Intanto ti ringrazio per i complimenti e poi sì, il primo tempo siamo andati subito sopra, è stato molto buono per noi. Il secondo tempo abbiamo calato un po' la tensione, però siamo rimasti in partita e non abbiamo mai perso il gioco e siamo contenti perché è la prima partita del campionato, volevamo partire subito bene e era una partita difficile, una pista difficile come abbiamo visto anche l'anno scorso e quindi siamo contenti così, partiamo col piede giusto. Ecco. Ok, secondo te cosa può essere perfettibile oggi di questa prestazione? Dove potete migliorare? Abbiamo avuto tante occasioni davanti porta e potevamo chiuderla prima forse. Già anche nel primo tempo avevamo avuto tante occasioni, nel secondo uguale e poi perfezionare un po' dietro la difesa, magari per parlando un po' di più tra di noi. Ora è la prima partita, quindi esatto. Siamo partiti bene. Perché dai. Tanti interventi stanno a significare che la difesa è un po' perfettibile, insomma, bisogna migliorarla, poi il portiere ha anche fatto preparare. È all'inizio, quindi siamo contenti così. Buona la prima, buona la prima, sì. Allora, grazie a Marco Mugnaini, bocca al lupo per il ritorno. Grazie. Ciao.